4 postazioni che hanno operato a flusso continuo nel presidio allestito dall'ULSS 3 Serenissima in collaborazione con Save al banco arrivi dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. Migliaia di tamponi eseguiti a viaggiatori in rientro da Spagna, Malta, Grecia e Croazia. Tantissimi giovani con gli indiziati di aver abbassato la mascherina e la guardia durante il soggiorno in riva al mare e tra i locali della Movida più gettonati. E anche molti turisti stranieri. Risultati trasmessi in 24 ore a numero di cellulare. Qui viene effettuato il tampone, quello classico, quello che è in grado di diagnosticare senza incertezze. Sì, qui viene effettuato il tampone classico, che è l'unico esame diagnostico in grado di dare la certezza della presenza del virus. Ricordiamolo però, in questo momento, cioè il tampone è una fotografia al momento in cui viene fatta. Non sappiamo cosa c'è stato prima né cosa verrà magari successivamente, però è l'unico esame diagnostico. A questo verrà affiancato nei prossimi giorni il tampone rapido, quindi sempre un tampone che però ha tempi di esecuzioni nettamente inferiori a quelli attuali. In totale sono già 12.000 i tamponi effettuati in Veneto a turisti e residenti di rientro tra aeroporto e distretti sanitari. Ricordiamo che la persona che arriva da questi paesi deve informare l'azienda sanitaria di riferimento del suo arrivo. La persona ha però 3 possibilità per eseguire il tampone. La prima è prima dell'imbarco, cioè dal paese dove ha soggiornato. La seconda è appunto qui in aeroporto, la terza è presso i distretti o l'ospedale. Noi abbiamo attivato appunto dei punti sia distrettuali che ospedalieri che hanno un orario ben preciso in tutto il Veneto, dalle 7 alle 13 e ad accesso libero, quindi senza prenotazione, dove abbiamo avuto anche ieri un afflusso importante. Siamo arrivati a circa 900 persone che hanno appunto, sono venute nei nostri distretti per effettuare appunto l'esame. Il controllo dei focolai, ma anche la chiusura delle discoteche, decisione presa al termine di una videoconferenza tra i ministri Speranza e Boccia e i presidenti di regione, sono le decisioni che sono state prese nelle ultime ore. Aumentano i positivi, ma c'è davvero da preoccuparsi? Questo incremento di contagi, la domanda è ovviamente al clinico, al medico, vi preoccupa oppure è nell'ordine delle cose di un andamento che magari si sperava andasse meglio, in realtà questi focolai era quasi scontato che potessero riaccendersi? Sì, non c'è una vera e propria preoccupazione o una forte preoccupazione perché, come abbiamo spiegato in altre occasioni, noi guardiamo appunto degli indicatori di cantiere in sostanza, no? Non l'R&T, ma guardiamo quanti soggetti sono positivi, quanti sono i ricoverati e quanti sono i ricoverati in terapia intensiva. Allora, questi indicatori cosa ci dicono? Sì che abbiamo un aumento per quanto riguarda il numero dei soggetti positivi, però come dicevo prima la maggior parte è asintomatica. Dei 166 nostri, per esempio, solo 11 sono ricoverati e nessuno è ricoverato in terapia intensiva. Quindi la guardia è alta, l'attenzione è alta, la concentrazione è massima, ma direi che la situazione per adesso è sotto controllo.